grandissimo Pennello, un applauso, grazie mille. Tanto io. Abbiamo Cesare Cremonini, De Noatri, un applauso, grazie mille. E abbiamo Cappuccetto Rotto per noi, direttamente dal stagno di Cabras. E abbiamo un bettone. Se anche il batterista mi dà l'ok. Sì o no? Signori, volevo prepararmi Sì qualcosa, o no? sapete cosa? Non mi preparo nulla su di loro, vi dirò quello che è successo. Io ho avuto modo di conoscerli a settembre 2013, ero in giuria al Guiglia Rock. Il loro primo pezzo mi ha fatto impazzire, io ballavo da solo dietro il palco. Ho il loro CD e ve lo dico perché è una festa molto vera, cioè basta ipocrisia. Il loro CD è quello che gira nella mia macchina da 3-4 mesi, sono strafelici che quando va a scovare. sono strafelici che i selezionatori, no scusa, che i selezionatori li abbiano, anzi grazie David, grazie Fausto, grazie a tutti i ragazzi che hanno ascoltato ore e ore di gruppi. Non ve la meno oltre. E voglio soltanto dire che seriamente è un privilegio per me poter chiudere la festa della libertà 2014 con il sapone intimo! Tu non mi capisci, ti parlo e ti stupisci. Tu non mi capisci, ti incazzi e mi aggredisci. Tu non mi capisci, urli e mi demolisci. Tu non mi capisci, guarda ti dico che voglio limonare, voglio limonare, voglio limonare come un animale. Voglio limonare senza preoccupare. Voglio limonare come un animale. Tu non mi capisci, ti guardo e ti inumidisci. Tu non mi capisci, ti schianti in terra e strisci. Merda! Ho corso, sono arrivata. Rispondete al fuoco! Rispondete! Merde! Sì!